conferenza stampa di presentazione presso l'Hotel del Sole di Sora della partita amichevole Insieme per un sorriso, un evento benefico organizzato dalla Fratres, donatori di sangue Frosinone, in collaborazione con la Proloco e con il patrocinio del comune di Broccostella. A scendere in campo la Nazionale Calcio TV e Social contro gli amici della Fratres e di Gabriele Mammone. Conferenza stampa per ricordare che anche quest'anno, come gli anni precedenti, la Nazionale Calcio TV e Social, insieme alla Fratres Frosinone e all'amministrazione comunale di Broccostella, uniti per una iniziativa benefica e un momento di solidarietà e anche un momento per ricordare Gabriele Mammone, che è scomparso prematuramente, faceva parte degli amici della Fratres e giocava con noi. Anche quest'anno devo dire un grazie in modo particolare alla Nazionale Calcio TV e Social per la disponibilità, nella persona soprattutto del mister Vittorio Fagioli, e un grazie particolare al sindaco di Broccostella Domenico, al consigliere Gianluca e a tutti gli sponsor che hanno permesso la realizzazione di questo evento, senza i quali non si poteva realizzare. E volevo dire che io mi occupo principalmente della donazione del sangue e la Fratres anche quest'anno cerca attraverso questo evento di poter realizzare un'iniziativa che perseguiamo da anni, l'ammodernamento e il rifacimento di un'autoemoteca che serve per raccogliere il sangue nei vari comuni della provincia. Questo, se si realizzerà, sarà solo grazie alla disponibilità di tutte le persone che in questo evento ci hanno affiancato. A presentare l'evento, insieme al primo cittadino di Broccostella, Domenico Urbano, il mister della Nazionale Calcio TV e Social Vittorio Fagioli, insieme a Gianluca Impastato. Alla base c'è sempre il divertimento che noi vogliamo dare e che ci diamo noi per portare avanti comunque tutta una serie di iniziative che nell'arco della stagione ci vengono proposte, e devo dire che è sempre stato un appuntamento quello di domani, ma anche gli altri che faremo nella stagione, sempre molto apprezzati dal pubblico, dove non giochiamo solo a calcio, c'è anche un po' di intrattenimento, ognuno di noi ha comunque, oltre che una base calcistica, anche una base artistica con la quale può interagire col pubblico. Insomma, sono sempre belle iniziative e noi siamo orgogliosi di poter portare avanti questo discorso da tanti anni. Ormai io sono con la Nazionale Calcio TV e Social dal 2001, quindi ne ho viste tante, ho visto passare tanti amici e ho toccato con mano delle realtà che devono essere per forza sostenute, perché è fatta di gente meravigliosa, sono fatte di gente meravigliosa. Per il secondo anno consecutivo il mio paese ospita questo evento bellissimo, la partita amichevole di calcio Insieme per un sorriso tra la Nazionale di Calcio TV e Social e gli amici della Fratres. Un'iniziativa che chiaramente siamo onorati di ospitare come comunità. Sabato alle ore 14 sarà l'occasione anche per volontà degli amici della Fratres di ricordare e fondamentalmente di ringraziare anche il nostro amico, l'amico di tutti, Gabriele Mammone, prematuramente scomparso. Sono iniziative queste che devono indurci fondamentalmente a creare quegli input positivi, quei sentimenti positivi per trovare dentro di noi la capacità di capire che fare del bene, fare delle azioni utili verso quelli che sono dei servizi per la comunità ci appaga, insomma, in maniera sostanziosa. L'intero ricavato dell'evento, un contributo volontario da parte dei presenti, sarà interamente devoluto all'Associazione Fratres. L'appuntamento è per sabato 11 marzo alle ore 16 presso il Broccostella Stadium. Ciao a tutti, sono Federico Stragacci, sarò anch'io alla partita di domani, un evento molto importante in un territorio che noi bazzichiamo spesso con grande piacere. Spero che veniate a trovarci. Io cercherò di fare il possibile, non sono in perfette condizioni,
Se dovessi fare un gol, cosa abbastanza remota anche perché quando gioco in difesa, lo dedicherò a mia nipote Elisabetta che domani compierà gli anni. Detto questo, mi auguro di vedervi e vi aspettiamo numerosi. Vedete, abbiamo una squadra con la forbice di età più ampia che si sia mai vista, perché il più giovane è Luca Sironi che ha 23 anni e il meno giovane Galtieri 84 anni, non c'è più. No, ma Galtieri non fa più parte della squadra. Peccati che ne ha? 68. Questo è una cosa di cui vantarci. Se posso dire, sarà una bellissima partita, sono bellissime queste occasioni, venite allo stadio, al campo, venite a vedere la partita perché la Nazionale Calcio TV onora sempre gli impegni che prende e io non so se ci sarò in campo. No, niente, siamo molto felici di ritrovarci qua. Io ringrazierei ancora una volta il motore di tutta questa squadra perché poi tutti noi abbiamo una vita lavorativa, degli impegni e cerchiamo di tagliarci delle giornate, del tempo libero, lo facciamo quando c'è un'iniziativa così di valore, ma non c'è da dimenticarci che per fare in modo di coordinare tutte le persone e farle essere qui c'è bisogno di un motore, di un traino e quindi ringrazierei ancora una volta Vittorio adesso noi sembriamo simpatici in questi pochi minuti in cui parliamo al microfono, però ci sono delle dinamiche che sono dilatate nel tempo, deve parlare con ognuno di noi, fare in modo che ognuno di noi sia nelle condizioni di arrivarci, di potersi divertire, e quindi non è da sottovalutare l'aspetto organizzativo. Ringraziamo ancora tutti, la Proloco, gli amici della Frates e niente, speriamo di divertirci, di farvi divertire. Abbiamo già rotto e bucato le gomme delle macchine degli avversari, spero che basti come alto intimidatorio, non vorrei portare delle armi in campo.